Ingegnere, perché noi tendiamo a nascondere le nostre infrastrutture? Ma direi che è un problema tutto italiano, perché all'estero questo non succede. Noi le nascondiamo perché riteniamo che le infrastrutture costituiscano una ferita al paesaggio, qualcosa che deve essere occultato. Ripeto, è un problema italiano, questo comporta dei costi consistenti, perché fare trincee, fare gallerie comporta costi. Probabilmente si potrebbero fare opere forse curate esteticamente, visibili, con costi minori e con una qualità sicuramente superiore a quella attuale. Quindi è una questione solo di mentalità, non di progettazione, di burocrazia. È una questione di mentalità, è una questione di mentalità. All'estero, andiamo in Francia, andiamo in Germania, abbiamo esempi ben diversi. In Italia c'è una cultura della conservazione del territorio totale, per quanto possibile, poi in realtà le cose sono ben diverse, però c'è una cultura, ripeto, della conservazione, cioè il territorio da parte delle infrastrutture non può essere toccato, non deve essere visibile. Poi magari si costruiscono interi paesi di case a schiera, di capannoni, di centri commerciali, ma voglio dire, la questione secondo me è proprio di un salto culturale che dobbiamo fare.